Il 3. Buongiorno a tutti, bentornati al Bamba della settimana, l'antipremio che assegna per Radio Libertà il direttore Vittorio Feltri, che dovrebbe già essere in collegamento. Ci sei, direttore? Sì, ci sono e ne approfitto per estendere un saluto a tutti e in particolare a te. Quindi questa settimana devo anche aggiungere che sono un po' sconvolto e un po' divertito per quello che andremo a dire tra un po'. Immagino, perché il soggetto del nostro Bamba è un po' una tua passione, diciamo, in un certo senso. Sì, certo, sì. E questa settimana non ho avuto dubbi nella scelta del Bamba, perché lo volevo proprio assegnare alla Schlein, che è il capo, diciamo, degli ex comunisti del Partito Democratico, che ha avuto una pensata che ci ha fatto rabbrividire da una parte, ma anche divertire dall'altra. Sentite un po' che cosa ha voluto fare. Ha indicato per il prossimo sindaco di Milano la persona di quella ragazza che è andata in Iran ed poi è stata liberata dalla Meloni, cioè si chiama Sala di cognome, e Cecilia Sala. E questa qui dovrebbe fare, a 22 anni, secondo la Schlein, dovrebbe fare il sindaco di Milano. Pensate tu come si fa una ragazza di 22 anni a proporla come sindaco di una metropoli come Milano? Bisogna avere i fili staccati dal cervello, questo purtroppo devo dire, e quindi non c'è dubbio che la Bamba sia questa dirigente di partito che non mi sembra abbia brillato in questi 2 anni che guida il partito, ma a parte questo non è che ha combinato grandi guai, ma questo addirittura è l'apice della sciocchezza, della stupidità. Non si può prendere una ragazza di 22 anni, imprudente come tutti noi abbiamo potuto rilevare, e proporla come sindaco di Milano. Io ho parlato con qualche persona, non tutti amici, e tutti hanno riso. Questa è la verità. Indubbiamente, anche perché noi siamo stati i primi a essere stati felicissimi della sua liberazione, ovviamente, ma non credo che essere incarcerati dall'orrendo regime degli Ayatollah faccia acquisire delle particolari competenze politico-amministrative, insomma. Ecco, sì, no, diciamo che non fa curriculum in politica, anche perché la ragazza di politica non ha mai masticato. Poi anche se si fosse occupato di politica, a 22 anni dove vai a fare il sindaco di Milano? Ma siamo impazziti. Ma non esiste, ma poi con quali programmi, con quali finalità? Io non lo so, veramente la Schlein dovrebbe fare una cosa molto, molto intelligente, ritirarsi dall'incarico, perché non è all'altezza di guidare un partito che a me non è simpatico, che comunque è un colosso, che è il Partito Democratico. Sì, tra l'altro c'è questa tendenza sua a vivere un po' di luce riflessa di Giorgia Meloni, perché anche questa idea, questa mattana, diciamo, di candidare Cecilia Sala, sembra un po' voler cannibalizzare un successo di Giorgia Meloni, no? Cioè va sempre a rimorchio. Sì, ma in questo modo non cannibalizza niente, tra l'altro, no? Riesce solo a fare ridere gli elettori, perché anche quelli della sua parte si interrogheranno sul senso di questa candidatura, che è completamente folle, e quindi diciamo che la Schlein non fa assolutamente il bene, non solo il suo bene non lo fa, ma non lo fa neanche il bene del partito, perché qui costringe gli iscritti a ridere, a crepapelle, perché non si può fare una scelta così stupida. No, indubbiamente. Tra l'altro lei, oltre a essere leader del PD, è in teoria anche la leader dell'opposizione in quanto tale. E mi sembra che anche lì lei vada sempre a rimorchio, cioè negli ultimi giorni lei sta semplicemente cavalcando questa
diciamo folle indagine che si è aperta sulla Meloni e su importanti ministri del governo, dicendo che devono rispondere, devono venire a rispondere, ma insomma ha ridotto il PD a una succursale delle procure, no? Non c'è mai un'agenda di paese. Questo è inquietante comunque per il principale partito della sinistra. Sì, perché vuol dire che non ha un proprio programma, non ha idee chiare, perché mi pare che tutti quanti desiderino riformare la giustizia, l'organizzazione della magistratura, e non c'è niente di male, si può discutere, cioè può essere qualcosa che va bene, qualcosa che va male. Discutere è sicuramente lecito e anche produttivo, ma comportarsi in questa maniera significa non discutere, ma mandare tutto in vacca, come si dice a Milano. Ecco, lei ha mandato il partito, se stessa e le sue idee in vacca. Ma forse anche per questo, diciamo, si sta muovendo tutto un mondo un po' catto comunista, il cui grande regista è Romano Prodi, poi c'è l'ex direttore dell'Agenzia delle Entrate, poi c'è Paolo Gentiloni. Cioè non è che forse vogliono fargli le scarpe anzitutto i suoi? Ma sì, vogliono, diciamo, fare un partito un po' cattolico che possa riappropriarsi di un elettorato che è passato sicuramente a Fratelli d'Italia, però mi sembra un tentativo per l'Italia, anche perché è tardivo, insomma, poi che cosa vuoi fare? Mettere insieme Prodi ha 150 anni, cosa vuoi che faccia? Ormai parla così a ruota libera, dice delle cose, a volte anche dettate dall'esperienza, ma a volte dettate anche da una certa confusione di idee. Sì, e anche un po' dal livore, soprattutto nei confronti della Premier, devo dire, abbastanza palpabile. Ah beh, la Meloni è odiata da tutti quelli che non la votano in sostanza, questa è la verità. E poi si inventano delle cose assurde per attaccarla, come se l'ultima vicenda, la liberazione del famoso malvivente è stata veramente un'assurdità, perché noi non possiamo tenerci in casa gente che a noi non ha provocato danni, eccetera, dobbiamo rispedirla nei paesi dove sarà giudicato per quello che ha fatto. Noi cosa ci otteniamo qui a fare? Dobbiamo mantenere un altro imbecille. No, anche perché se vuoi Elli e quelli che la pensano come lei sono stati i primi festanti quando abbiamo liberato comunque uno accusato di terrorismo internazionale come era l'ingegnere iraniano, proprio per riavere Cecilia Sala, no? Beh, forse anche in questo caso c'erano in ballo questioni di sicurezza nazionale, visto che in Libia ci sono centinaia di lavoratori dell'ENI, per esempio, no? Che magari sono meno chic della signora Sala, però insomma sono elementi di cui tener conto. Ma non c'è il minimo dubbio, ma purtroppo c'è il vizio di non ragionare neanche sugli interessi del proprio paese. La Meloni fa gli interessi dell'Italia, mentre gli altri vorrebbero fare gli interessi della propria cadrega, diciamo, la propria poltroncina, che peraltro traballa continuamente. Quindi non penso che la Meloni debba temere, perché anche questa iniziativa giudiziaria è destinata a sciogliersi in un bicchiere d'acqua. Sì, diciamo che si intravede lo stesso destino del processo Open Arms a Salvini, cioè è smaccatamente strumentale. Esatto, purtroppo comunque affidiamo questo premio Bamba senza timore di sbagliare proprio alla Schlein, che è il capo di tutti questi signori che hanno la testa fuori posto. Sì, fuori anche dal paese. Tornando a lei, ci volevo riferire questa cosa che a me ha divertito molto, no? Perché sai, finché diciamo Elli l'abbandonano gli operai delle fabbriche è comprensibile, perché non credo che li conosca diciamo approfonditamente. Però quando viene abbandonata anche da pop star femministe politicamente corrette e impegnate sempre contro il patriarcato come Elodie, è un campanello d'allarme secondo me. Elodie ha detto in un'intervista: sì, la conosco, ci ho parlato qualche volta, ma non la voterei, le manca il carisma. Quando le sento dire che considera il suo compito passeggero e sogna di fare la regista, perde forza e credibilità.
cioè le ha dato, come dire, ha preso accuse di superficialità da Elodie, insomma, mi sembra sì, abbastanza però ha ragione, è un'analisi corretta, perché la SLA in tutto quello che fa, tutto quello che dice, è finalizzato a dare diciamo molta attenzione sulla personcina, no? Lei praticamente è una che vuole dimostrare di essere brava, bravissima, e per essere applaudita, per potersi mettere degli abiti di un certo tipo, fare praticamente passerella. Gli interessa solo quello, la propria persona, del partito non gliene frega niente. E quindi diciamo che Elodie ha fatto un'analisi politica lucida, questa la dice lunga sullo stato della sinistra. Sì, è verissimo, le cose stanno in questa maniera. Quindi la sinistra, fin tanto che sarà nelle mani della SLEN, la destra può dormire fra due guanciali. Sì, anche perché ti consegno l'ultima perla. Uno degli allarmi che ha lanciato Ellie è stato: non possiamo permetterci 5 anni di Trump. Beh, qualcuno poteva spiegarle che il mandato del presidente americano dura 4 anni. Sì, non solo, e poi gliel'hanno dato gli americani, mica quelli del PD. Cosa c'entrano quelli del PD con l'America? Non sanno neanche dov'è l'America. Sì, diciamo che è un'uscita infelice, per usare un eufemismo. Sì, no, ma di stupidità, proprio di stupidità, leggerezza e superficialità. E mi pare la, come dire, sintesi definitiva del personaggio e dell'attuale stato della sinistra italiana. Sì. Io come al solito ti ringrazio molto di essere stato con noi. No, grazie a voi e un saluto a tutti i leghisti e a tutti coloro che ci ascoltano. A presto, direttore. Arrivederci. Ciao. Avete ascoltato il Bamba della settimana di Vittorio Ferro.